gente c'è un traguardo, occhi, mani e facce tu ci sei. Se incontrassi il tuo sguardo la volata vincerei. Elio De Anna per commentare questa vigilia del Giro d'Italia. Una vigilia particolarmente attesa perché l'evento per la regione sarà il più importante dell'anno. Sì, è un grande evento, se sia il più importante, ma insomma è un grande evento come altri la Barcolana, ma per il Giro ha un triplice significato. Il primo di tutto è una manifestazione internazionale che collega più di 120 paesi da un punto di vista delle televisioni, dei media. Poi è una corsa amata dagli italiani perché la bicicletta si presta particolarmente al nostro territorio che è ricco di possibilità e di opportunità costruite molto bene anche da Enzo Cainero insieme a RCS e Gazzetta dello Sport. E poi diciamolo, insomma, al di là dell'evento sportivo agonistico ha una forte funzione di promozione del territorio e di ricaduta anche economica, quindi è una grande manifestazione che viene su Pordenone, arriva la domenica, dopo la domenica sera, dopo essere arrivato credo a Firenze, sì, poi riposa il giorno 13 maggio qui da noi, quindi avremo questa carovana dei girini di circa 2000 persone tra corridori, un po' meno naturalmente, accompagnatori, ma anche giornalisti che dormiranno e mangeranno qui da noi nei nostri alberghi, perché l'accordo con RCS e con gli organizzatori è quello di mettere queste persone nelle nostre stazioni alberghiere, quindi nei nostri ristoranti. E io già riscontro, perché quando vado in giro nel territorio sento da noi dormono i medici, no, noi abbiamo una squadra e così via. E poi il giorno del martedì ci sarà dalla piazza di Cordenons la partenza che è una grande festa. E qui non so cosa pensa lei, Nazareno, ma le scuole hanno perso una grande occasione. Io mi auguro che ci sia spazio per recuperare una situazione che pare avviata ad un'idea che le scuole faranno regolarmente lezione, anzi qualcuno ha detto di spostare la partenza del Giro per non ostacolare il deflusso dei ragazzi dalla scuola. A queste persone io vorrei dire di usare un po' di più mi viene il termine buonsenso, non so lei, ma io quando a casa mia si ammazzava il maiale restavamo a casa da scuola, aspettando forse quella vescica del maiale dove il più delle volte veniva messo il lardo o lo strutto, ma si sperava che non andasse in questa maniera per poter avere la vescica, fare un pallone e giocare di palla, perché non si poteva parlare di giocare a calcio. Insomma, il Giro è anche questo. Sarà un grande evento, dicevamo, non solo per Cordenons, ma anche per Vajont e anche per altre località del Friuli Venezia Giulia che verranno toccate in questi 2 giorni. Sì, vorrei dire, il Giro nel Pordenonese è partito ed è arrivato in Piancavallo, a Sacile, è partito da Spilimbergo, quindi Cordenons è una grande piazza. Vorrei togliere subito insomma questo argomento dal fatto che il Giro parte da Cordenons perché aveva l'assessore regionale allo sport. È una coincidenza, Cordenons è il 7° comune della regione, il 3° della provincia dopo Pordenone e Sacile, e quindi a mio avviso meritava, come tanti altri, questa partenza. Ma vorrei dire che il Giro non è solo Cordenons e la provincia di Pordenone, va ad esempio alla scoperta di nuovi luoghi in Carnia, penso a questo itinerario da Paularo verso Pontebba attraverso Cason di Lanza, e poi scopre soprattutto un territorio, l'altopiano del Montasio, dove io credo che il Consorzio del Montasio avrà la possibilità di far conoscere questo formaggio che è un sistema, una parte della filiera produttiva nostra dell'agricoltura in tutto il mondo. Infine, nella 3ª giornata arriva il Vajont, anzi arriva nella piana di Erto, che è proprio la piana che si è formato con il crollo, la frana del Monte Toc. Anche qui userei direi un po' di riservatezza, non c'è la volontà
di portare il Giro per impossessarsi di una memoria o della memoria di una tragedia. L'idea è stata di RCS nel momento in cui voleva commemorare, ma più che commemorare, rendere omaggio ad una tragedia dove i ciclisti, il Giro, si inchina in segno di profonda reverenza e soprattutto memoria ad una tragedia peraltro annunciata. Non c'è la volontà di andare lì a mettere in piedi celebrazioni, casomai si parla di commemorazione. Cosa c'è da celebrare di una tragedia? No? Si commemora. E quindi in punta di piedi il Giro non vuole invadere gli spazi dei comitati locali che invece danno vita ad una serie di commemorazioni storiche che hanno un altro significato, ma il Giro, come lo ha fatto per tante altre realtà, come lo ha fatto per tanti altri mani tragedie, ma questo ormai succede anche per la Grande Boucle, il Tour de France, cioè si vanno a toccare memorie storiche perché proprio i media riescono a raggiungere anche queste situazioni particolari nel momento in cui noi abbiamo la necessità di trasmettere alle future generazioni quella memoria che impedisca che si verifichino altri fatti. Ecco, il senso di andare a Vaillant è questo. Ecco, chiaramente una manifestazione di questo tipo e di questo livello richiamerà tantissime persone, tantissimi tifosi. Ci viene in mente proprio la recente tragedia di Boston, dove è successo adesso un attentato, non si sa di quale matrice, però i rischi ci sono. Sì, la ringrazio di questa domanda perché Boston e la corsa di maratona hanno due profondi significati che si integrano. Boston per l'America è l'immagine della ribellione agli inglesi con l'affondamento delle 3 navi del tè, che poi hanno iniziato una serie di lotte tra chi voleva l'indipendenza, che è culminato con il trattato poi di Filadelfia, dove hanno firmato e sono nati gli Stati Uniti d'America. Vorrei ricordare alle amiche e agli amici telespettatori e me stesso ben prima della rivoluzione francese, quindi l'idea di democrazia. La corsa di maratona si può considerare anche questo un anelito verso la positività, innanzitutto perché è una corsa individuale dove uno ha come obiettivo quello di arrivare al traguardo. Sì, è una delle prime. Secondariamente perché ricorda Filippide nella battaglia delle Termopili che annunciava la vittoria della democrazia sulla tirannide. Ora, colpire Boston significa colpire questa idea di libertà e di democrazia. La maratona poi è una corsa dove non esiste, come il ciclismo, direi uno sport di squadra, nella pallacanestro, nel rugby, nel calcio, c'è una tecnica che è legata all'impostazione che hanno determinate scuole calcistiche, rugbistiche. Il ciclismo, la corsa è internazionale, non si corre in russo, in italiano, inglese, tedesco, francese, arabo, cinese, si corre per arrivare al traguardo. Quindi la corsa rappresenta l'internazionalità. Certo è che questa vicenda di Boston, di cui noi ancora non sappiamo se si ricollega per esempio al terrorismo che è nato nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco, ricordate, il terrorismo in questo caso di una matrice di Al-Fatah. E oggi abbiamo l'esempio delle Torri Gemelle di Al-Qaeda. Questo terrorismo, almeno così classificato nelle ultime versioni dal Presidente degli Stati Uniti, potrebbe preludere all'azione, lo abbiamo visto cosa è successo in America negli ultimi periodi con le armi ed altro. Certo è che cambierà, secondo me, il modo organizzativo, il modello organizzativo, per cui l'invito è ai tanti tifosi, gli appassionati che andranno. Non sarà sufficiente andare a vedere l'arrivo del Giro, i girini e guardarlo solo ed esclusivamente sotto l'aspetto sportivo. Credo che tutti noi dovremmo essere impegnati a guardare anche il nostro vicino per capire se qualche persona o qualche altra entità si infiltra in queste manifestazioni nello sport, come vediamo nella società civile durante altre grandi manifestazioni, perché non concepisce la libertà come la vogliamo noi e la democrazia come vogliamo noi. Intendo dire che la sicurezza
incomincia con un concetto che se il tuo vicino di casa ha fame tu non dormi tranquillo. Allora se il tuo vicino di casa pensa di mettere una pentola con i chiodi piuttosto che una bomba, piuttosto che altri strumenti per danneggiare senza nessuno scopo, perché non c'è scopo, il plerum, quella moltitudine, noi dobbiamo essere vigili prima ancora dell'aspetto agonistico, più di prima. Quanta gente c'è al traguardo, occhi, mani e facce, tu ci sei. Se incontrassi lì il tuo sguardo, la volata vincerei.